Buongiorno a tutti, vi parlo da Strasburgo dove siamo riuniti per la sessione plenaria del Parlamento europeo. Tanti sono i temi all'ordine del giorno in questa settimana. Mercoledì sono intervenuta in aula per parlare di salute pubblica. Ho voluto sottolineare ancora una volta la necessità di una vera autorità europea che protegga i cittadini da minacce transfrontaliere alla salute. Non basta dare competenze a un servizio interno se poi non gli si forniscono le strutture, le risorse e le competenze. Ma nel corso della settimana si è discusso anche di relazione tra Unione Europea e Stati Uniti, dell'impatto della violenza di genere e dei diritti di affidamento su donne e bambini, di sanzioni contro il regime del presidente Lukashenko in Bielorussia, dove persistono repressione e impunità, di migrazione e molto altro. Nel frattempo però ho tenuto l'occhio vigile sull'esito delle elezioni amministrative in Italia. Sono molto felice del risultato e sono felice di notare che aveva ragione il segretario Enrico Letta. Dalla pandemia si esce a sinistra e aggiungo, si esce con un'Europa capace di dettare un'agenda di riforme legata all'attuazione del PNRR per rinnovare il nostro Paese e rendere strutturale e lunga l'onda della crescita per l'Italia. Il centrodestra e i partiti sovranisti escono sconfitti da questa tornata elettorale, così come il Movimento 5 Stelle che subisce un pesante ridimensionamento. Ritengo che Draghi e il Partito Democratico siano le due variabili che hanno fatto la differenza in queste elezioni. Un PD capace di restare sui temi, di presentare un progetto di riforme strutturali e di guidare l'agenda del governo con proposte serie anche a livello amministrativo, attraverso candidature di persone competenti e capaci. Guardo poi anche al risultato elettorale del Veneto, non senza un po' di amarezza. Per il Partito Democratico è il punto più basso mai raggiunto. Non c'è un comune sopra i 15.000 abitanti vinto dal centrosinistra, né con il simbolo del PD né con le liste civiche. Bearci con le vittorie nelle grandi metropoli serve a poco se ignoriamo la realtà policentrica veneta e le aspettative di chi vive in uno delle centinaia di municipi di 3.000, 5.000, 10.000 abitanti di cui è costellata la nostra regione. Le esigenze di queste persone sono differenti rispetto a chi abita nelle grandi città. Si dice che raggiunto il punto più basso si può solo risalire. Io ci credo. Servono lavoro, tenacia, grande unità di intenti perché le classi dirigenti non si improvvisano e di strada da recuperare ne abbiamo parecchia. Ma noi ce la possiamo fare.